Allora al Teatro Astra di San Giovanni va in scena Il Feudatario, che è il lavoro più recente della Barcaccia, che rappresenta uno straordinario recupero, il recupero di un testo misconosciuto. Abbiamo voluto recuperare questo testo che ha un'importanza straordinaria. L'importanza è dovuta innanzitutto a questo fatto: è l'unico testo di Goldoni nato e scritto in territorio veronese. Inoltre è l'unico testo goldoniano che abbia come protagonista la categoria dei villani. La terza cosa straordinaria del testo è che 40 anni prima della Rivoluzione francese Goldoni mette in scena proprio la ribellione dei contadini contro la nobiltà. Abbiamo pensato ad un'altra operazione singolare sul linguaggio. Abbiamo affidato a Marino Zampieri la traduzione in volgare rustico delle parole, delle battute dei contadini. Si tratta di una traduzione assolutamente letterale delle parole di Goldoni, che ha realizzato con questa commedia un capolavoro per tanti anni misconosciuto, che noi siamo lieti di recuperare. Durante lo smontaggio di uno spettacolo, sulle americane abbiamo trovato questo. Ah, bellissimo. Beh, questo è un dollaro, $500 finti, che noi abbiamo utilizzato in uno spettacolo che si chiamava Maledetti soldi di Ray Cooney. Noi siamo stati i primi a portarlo in Italia, poi purtroppo sono subentrati dei problemi di esclusive e poi non c'è stato più possibile, insomma, rimetterlo in scena. Una commedia molto divertente e ancora una volta una novità. C'è stato un periodo che facevo molte serate l'anno dello scudetto, e una volta mi ricordo sono arrivato sul palco e ho chiesto dov'è che siamo qui, e mi hanno detto a Villimpenta, amici di Villimpenta. Vabbè, in realtà insomma il Teatro Astra San Giovanni è un teatro assolutamente straordinario. Per un attore venire qui rappresenta un appuntamento da non mancare. Allora, agli amici di Adige Web TV l'augurio più cordiale, la speranza di rivederci in tante altre occasioni teatrali o occasioni comunque di incontro per fare 4 ciacole insieme, parlando del più e del meno, realizzando magari qualche impresa artistica considerevole o semplicemente per il gusto di comunicare.